ti vuoi convincere che non è una cosa che tu quando io non ci picchi e ci puoi arrivare a chiedere. Shahid, chiamiamo allora, va, quando verremo su... Ah, tu ascolta mia, tu parici, dilla una parola, perché se oggi non ha trovato il fidanzato, siamo a posto. Vai, vediamo se rispondi. Dai. Buonasera. Ciao Velori, come va? Tutto a posto? Ah, i tempi sono cambiati. Gli uomini di una volta non esistono più. Attaccao. Cioè, ma io mi ricordo che mio ex marito, bestia per com'era, quando dovevamo uscire mi veniva a prendere sempre a casa e la sera quando mi riaccompagnava non se ne andava se io non chiudevo il portone. Senza mai sa roba uno, no? Certo, l'altro giorno invece sono uscita con uno che ho conosciuto su Tinder. Da Lovetto? No, Tinder, la chat quella... Io non ne capisci tanto stai comunque, vabbè. Alfio, di 50 anni, dopo settimane e settimane di corteggiamento, finalmente abbiamo deciso di incontrarci, no? Volevamo una nottata di fiamme. E allora io mi sono preparata tutta sexy, mi sono messa una giacca tutta leopardata, un paio di leggings tigrati, mutande zebrate, praticamente pigliai l'arca di Noè e mi avviai di un godo, no? Guarda, chi non ora da maniera... Poi mi sono messa i capelli tutti slegati con l'effetto bagnato, a tipo fonati ma non fonati, squarati ma non squarati. Solo che mi... basta che fa la spuma, va? Sì, solo che mi è venuta la cervicale, no? E adesso ecco da così pareva la Torre di Pisa. Comunque, io non mi perdo di coraggio. Volevo dare il meglio di me quella sera, allora l'ho chiamato, ci dissi Alfio, dove ci vediamo e a che ora? Non l'avessi mai fatto. Pensavo che mi dicesse ti vengo a prendere a casa. A quale? Mi disse ti vengo a prendere alle ore 20 in via della Crocifissione. Ah? A via della Crocifissione si trova a 3 chilometri da casa mia e per giunta è anche in salita. Che già era crocifissione, poi richiamata. Un tempo che arrivai la una chiamare via della Resurrezione. Pare che mi aveva fatta via Cruce, sapere. Ci mancava solo un cinturione che mi frustava, così. Poi mi ero messa anche un tacco 12, i peri. Mi dovete vedere i piedi. Pare che aveva due federe canne cavallo dei peri. Comunque, disse, non ci perdiamo di coraggio. Speriamo che ne sia valsa almeno la pena. Nel frattempo si erano fatte le 21. Alle 22 c'è il coprifuoco e a proposito di fuoco volevamo la nottata di fiamme. Giustamente. E invece lui è arrivato, cose giuste, dopo 2 minuti. È arrivato, io salgo in macchina tutta sexy. Ci disse dove mi porti? Dice ora lo vedi. 3 chilometri avevamo fatto. 3. Gli sta studiando la macchina. Maronna. Ci disse che vuol dire? Dice, oh perdonami, ho dimenticato di ricaricarla. Ricaricare chi? Dice questa macchina è ibrida, che vuol dire ibrida? Dice è mezza a benzina e mezza invece elettrica. Lo diesel è la meglio cosa. Sì, dice ora che facciamo? Ci si guarda non lo so che cosa facciamo, ma vedi di risolvere perché fra 2 minuti divento pure io ibrida. Che vuol dire che per mezza resto camma e per mezza tacchiano che tacchi sopra la testa, l'hai capito? Dice no tesoro non fare così, avevamo promesso una nottata di fuoco, di fiamme, ci disse sì, ma ora che facciamo? Dice ho il bidone della benzina in macchina, ora me ne vado qua che c'è un rifornimento, vado a prendere la benzina e torno, ma qua dove? Dice a 5 chilometri. Ma che traffico! A 5 chilometri e io qua aspetto? Cioè se fai una cosa, mentre te ne vai dal benzinaio, con il bidone, portati pure l'accendino. Dice per fare che? Per dare da fuoco. Dice ma perché fai così? La nottata di fiamme? Cioè sa appunto, porta davanti col travaglio, comincia a infiammare, bestia. Scendi, Lori. Arrivederci. Ma che sta ogni volta che attacca a macchinetta non ti fa dire mai. Manco mi salutavi, arrivederci. Tu prima o poi ci annesci. Ma dimmi una cosa, se tu dovessi annescere con una richiesta, chi no? Ah, e ci offrire il bello coso alcolico, che ci offrissi? E che tu rega a fare? Bello maraschino. Che ti mandi fare? La palestra del liceo, che bei ricordi nella palestra. Ma non perché giocavo, ma quando mai a mia già mi sediava. Venivo a guardare gli altri, ma poi ci abbiamo fatto pure le feste. Insomma, bei ricordi. Ci ho conosciuto pure mia moglie, a Camurria. Siamo venuti anche qua per la festa degli ex allievi e io e mia moglie abbiamo incontrato tutti gli ex compagni. A un certo punto mia moglie fa, lo vedi quello? Io probabilmente in questo momento sarei sposata con quello. Una volta mi ha chiesto di uscire, mi giro e c'era uno tutto scatenato che ballava la break dance, la febbre del sabato sera, si stava in terra.
scatenatissimo. L'ho guardato, ho detto, vire, meno male, sta ancora festeggiando con si maritò con Tia. Si incazzò. E che disse? Camorria. La palestra. A Monique mi si dio. Signori? Ma che è? Non ha chiuso? Finalmente, un monociglio vi stava crescendo aspettando lei però, eh? Sa. Sono Stefani, la cugina di Sì, Jonathan, quella... attendono attesa, Perché... Ma come fai? C'entrano insieme, buonasera Dica? Signora, sogno che non è panini. Sa, Che fa? Mi rapi o saluto cancello? ciao. Si è aperto? No, Saluta sul cancello. meglio mi mangi i panini, va? Meglio, buon appetito. Avecci. Signorina? Pronto? Sì. Allora, ormai arriva un cavolo, no? Rapeni i lidi, iniziavo a stagione balenare. Sì. Però io aiutavo a questi lidi, perché quando era Nica, me cucina, che non mi poteva avvirire, mi voleva ammazzare, poi mi tagliava che mi voleva ammazzare. Sì. Il nonno mi portava un derauccio lido e mia mamma mi ciccava dove lido. Perciò eri sì un mia figlia, chiamavo l'elicotteri, mandavo direttamente elettrici, macello. Alla fine mi ha trovato, ma sono due coppa. Però questa è un'altra storia. Mi è rimasto un dramma con questi lidi balenari, che a mare non ci voglio dire più. Quindi ho pensato, non vorrei che Jonathan conosce qualche lì da montagna che ci è, ma montagna ci posso dire. Sa? Pronto? Sì, nel frattempo mi a dire un curriculum, se ricevivo, se veni o battesimo oro picciriddu, o matrimonio, o baby shower, se mi puoi attendere l'attesa. Attendo, cane, attesa, su, in attesa. Ma che bravo mia figlia, stira 5 anni che non vorrei qua, non vorrei. No, ferro da stiro non da facci però. Da reri quando vengono 8 frati, non da facci. Siamo intorno a 1100. Il re Carlo Magno attende Orlando per gustare un buon gelato. Ehi, giunto il momento di rinfrescare la mia gola! Ho visto una broccia, fragola e nocciola! Ma alle 17 Orlando, anziché il gelato, portò un'infausta notizia. So già in partenza di averla delusa, ma la gelateria di Ruggero stamattina era chiusa. Mentre loro si chiedevano il motivo di questo evento, arrivò Rinaldo che conosceva il perché. Mio caro sire, Ruggero che io, e con me suoro, sempre fu io. Ah, è un grave affronto per la tua dignità! Non trovo parole che vuoi che ti dica! Toglimi solo una curiosità, ma è sono ganno o sono amica? Chiedo scusa se mi intrometto, ma a scommettere non faccio fatica. Di sicuro non ha un bell'aspetto, al 100% è a suora amica. Falla finita e non parlare assai, non è che tuo suoro sia invece una santa, ma scamenianno e come una guai, già se ne ha fatto chiossa di cemmano. Marrano! Ma la mischiata! Adesso basta morte ai perdenti! Se ti avvicini ti faccio carini niente, Mettiti a pregare, ti batto sicuro! ma c'è che finirla e baca oscuro. Dai, in guardia! Ahimè! Basta, deciderò io! Lo sapevo che a capo ne va schifeo! A quel punto lo scaltro imperatore capì che da quella situazione poteva trarne profitto. Sono confuso e trascinato, ma ben lieto di queste novelle. Adesso non desidero più il mio gelato, ma voglio conoscere le vostre sorelle. Amonicata Murumano, veloce, veloce! Mio caro sire, con tutta onestà, io vi permetto e mi lasci dire, mia sorella conserva la verginità. Con la sua si può divertire. A parola d'onore ho già constatato, mi stia a sentire e dia retta a me, se non è soddisfatto verrà rimborsato, ma mi di sua suora e suo amore non c'è n'è. Ah, Marrano! Cominciata! Adesso basta vile e Ma meschino! vai che da male, pezzichetino! Ora su stanco avrai la condanna! Con una tempolata da rocca da panna! In guardia! Ahimè! Basta, qui l'ultima decisione è sempre la mia, ve lo prometto sulla mia pelle. Fate riaprire la gelateria, a così vi tenete le vostre sorelle. Una volta ero là, di là ti chiedevo cosa volevamo fare, chi volevi mangiare, tiravano a motore per farti parlare, e ora per vederti e chiamare Chiddo, per vederti Chiddo, per collegare il combattere per finire.
salve. Dalla redazione esterna il vostro Marco Chino, assieme al mio collega Chino e alle nostre spalle Marte. Abbiamo finalmente buone notizie sul fronte vaccinazioni e gli esperti ci assicurano che la messa sul mercato della nuova terapia antivarianti multiple Covid-19 ha dato i risultati sperati. Naturalmente, come si evince dalle immagini che vedete alle mie spalle, anche qui lo sforzo della sanità non riesce a smaltire la mole di lavoro che subissa i drive-in aperti in ogni dove. A confrontarci però oggi c'è una rivoluzionaria tecnica multidisciplinare che abbatterà i tempi di recupero, anche se con alcuni piccoli effetti collaterali. Se adesso l'operatore è così generoso da seguirci nell'inquadratura, vi mostrerò meglio gli strumenti che... Ci sta somigliando sempre più assai, si mi sa la cravatta, si mi sa la mascherina. Torna, Chino, torna, come te lo devo dire, torna, ti non me la stare solo. Dice Chino che ti torni, Chino, Riccillo, ti capisci? Dignitacci. Ebbene, signori, come avete potuto sentire, si tratta naturalmente di tecniche ben rodate. Ad ogni drive-in visitato si viene tamponati e vaccinati più volte con molecole spente di varianti multiple, finché il virus viene estratto. Stessa procedura per ogni postazione. Innovazione e tradizione insieme. Certi che faremo al più presto nostra questa tecnologia. Per il momento da Marte Chino è tutto e Marte è alle nostre spalle. A voi la linea da Marco Chino. Quanto manca Chino? Chi non ci incappa non ci credi. Dignità.